E quale migliore inizio dell'anno ci poteva stare nel momento in cui vinciamo dopo un'eternità e vinciamo con un grandissimo messaggio, perché la vittoria di oggi del Cagliari sul campo della Sampdoria è un messaggio straordinario, è un messaggio dei valori che il calcio deve avere e che i valori che la squadra deve avere. È la vittoria dei giovani, dei tanti giovani messi in campo, è la vittoria degli umili, di quelli che lottano su ogni pallone, è la vittoria di quelli che vogliono riuscire a venire fuori da una situazione di classifica che li vede annaspare. È la vittoria degli umili, la vittoria di coloro che lottano ogni giorno per procurarsi la pagnotta. Ecco, questo è il messaggio. Niente figurine stavolta per giocare sul campo della Sampdoria. Tanta gente che ha voglia di correre, che corre più della Samp, tanta gente che ha voglia di emergere, tanta gente che ha voglia di crescere. Il messaggio di inizio anno non poteva che essere un messaggio migliore. Non c'è da comprare figurine, c'è da comprare gente che ha voglia di migliorare. C'è gente che ha bisogno di guardare la luce in fondo perché vuole coronare il suo sogno. E quello che è successo oggi contro la Samp è veramente magico, perché nel secondo tempo ci sono tutti questi contenuti che sono dei contenuti straordinari da trasmettere alla squadra, straordinari da trasmettere anche alla società per capire qual è la linea di condotta da adottare. Lovato in mezzo alla difesa, sembrava essere un giocatore navigato, ha guidato gli altri due giovani, Altare che il campo non l'aveva praticamente mai visto e Carboni, tanto da dare comunque solidità alla difesa, una difesa dove raramente la Sampdoria è riuscita a entrare con pulizia, solamente una volta l'ha fatto e ha realizzato il gol, ma per il resto le ribattute costanti, la capacità di tenere chiuse le linee, la capacità di essere vicini l'uno all'altro e di sapersi aiutare. Il centrocampo con un lavoratore su tutti inizialmente, quel giocatore tanto denigrato e che però è forse uno dei pochi che ha stampata la maglia nella pelle, Alessandro De Iola. Lui ci ha messo la faccia, ci ha messo le gambe, ha sbagliato parecchio, ma poi ha realizzato il gol dell'1-1 che ha svegliato anche i compagni, che ha svegliato Marini, che è diventato improvvisamente il principe del centrocampo, che ha fatto capire a tutti che dovevano essere quelli che sono i giocatori più rappresentativi poi a prendersi carico delle giocate deliziose. Ecco, il Cagliari è cresciuto così, ha tenuto testa alla Samp per lungo tempo, non si è demoralizzato dopo aver subito il gol, ha inseguito il risultato con i mezzi che aveva a disposizione, non ha visto probabilmente coronate alcune azioni da parte dei giocatori migliori nel momento in cui ancora si stava sullo 0-0 e poi dopo aver ottenuto il pari ha espresso il meglio di sé. Come? Con quelli che sono i giocatori di qualità che improvvisamente si sono espressi e con tutti gli altri che sono messi a disposizione per un meccanismo che è risultato un meccanismo che poteva dare anche un risultato più roboante, un simbolo che è entrato in campo ci dice di come deve essere questo 2022. Deve essere come quello di Paolo Pancrazio Faragò, che ha giocato solamente 22 minuti nel corso della stagione scorsa e quest'oggi stava per realizzare un gol al suo rientro dopo un anno da incubo, proprio come quello del Cagliari. Ecco, non è riuscito a realizzare perché noi abbiamo vinto solamente una partita stavolta, non abbiamo ancora ottenuto la salvezza, non abbiamo centrato l'obiettivo, è solo una partita e quindi è un piccolo passo in avanti, un piccolo grande passo in avanti, perché solamente con l'umiltà, solamente con il coraggio dei giovani, solamente con la voglia di sacrificarsi, il Cagliari può uscire da questa condizione di classifica. Somiglia tanto questo gennaio e questa Befana a quelle streghe che erano state cacciate nella partita contro il Napoli e anche allora era la prima di ritorno, anche se capitò il 27 di gennaio. Ecco, scacciamo le streghe, in questo caso da quello che è lo stadio del Cagliari, ma anche dagli stadi che sono lontani, perché potrebbe anche questa essere una nuova avventura, di quelle avventure che poi rimangono impresse nella mente della gente.